Il 2024 è stato l'anno più pazzo della mia vita. Bici nuove, esperienze fantastiche, gare di tutti i tipi, rifornimenti sbagliati e... qualcuno ha detto gravel? L'anno nuovo è ormai vicino, siamo a fine novembre e con questo video voglio ripercorrere tutte le avventure e i traguardi che ho raggiunto da gennaio ad oggi. Fatemi tra l'altro sapere se questa tipologia di contenuto vi piace. Iniziamo! L'anno scorso com'era finito? Prima esperienza in una squadra nuova, un terzo posto tra gli under 23 nell'ultimo campionato a cui ho partecipato e... ah già, con la tiroide che faceva i dispetti e qualche chilo di troppo. Per il 2024 abbiamo fatto un bel reset alla centralina, una bella pausa rigenerante e tutto è stato messo in ordine. Sia io che il team abbiamo deciso di continuare la collaborazione, portando tra l'altro a casa un mezzo niente male e con la promessa di dare il massimo ancora una volta. Non si perde tempo e a metà febbraio attacco subito il numero con non solo la voglia di provare la bici in gara, ma anche un'altra novità. Eh sì, perché il tempo passa per tutti e con i miei 23 anni sono passato dagli under 23 agli elite. Comunque gara che doveva essere più un test, conclusa tra i primi 5 e quindi direi più che soddisfatto. Da questo momento poi ho fatto una breve pausa nella quale ho avuto la possibilità di preparare una pista di Coppa del Mondo di sci alpino a San Pellegrino. Esperienza tra l'altro atomica veramente, peccato che poi non si sia disputata a causa maltempo. Sì, ok, ma torniamo a parlare di bici. Tra le altre valli e varie tappe della Veneto Cup arriva maggio che porta con sé spensieratezza, positività ma soprattutto la consapevolezza che stava iniziando uno dei periodi più belli della mia vita. Sì, perché arriva in casa una nuova Scansa Tombini Bike, per i meno esperti una bici da strada, con la quale pedalo, mi diverto e passo dalle mie montagne al Monte Grappa dove tra l'altro ci godiamo anche il doppio passaggio del Giro d'Italia. Arriva poi giugno con appuntamenti che è quasi impossibile non apprezzare, partendo proprio dalla gara a tappe di 2 giorni a Lavarone nella quale abbiamo avuto qualche problema con i rifornimenti. Giacomo! Qua! Vedo Mera! Dai! Non so cosa dirti. Sono un altro Ruggeri. La Coppa del Mondo in Val di Sole, sempre una garanzia. Incredibile! Questa è la parola più corretta per descrivere quello che ho visto e vissuto venerdì, sabato e domenica. Incredibile è stata l'atmosfera, incredibile è stata la cura per il dettaglio che si nota, incredibile la concentrazione di questi atleti prima del via. Tutti questi colori, meccanici, tecnologia, trial, bike park e poi... una birra! La Marathon dell'Altopiano che è una delle gare che apprezzo e mi piace di più, anche se possibilmente con situazioni meteorologiche un po' diverse. Passando poi alle vacanze in Valle d'Aosta, grazie alle quali ho avuto la possibilità di conoscere posti stupendi e pedalare ad alta quota con vista sul Monte Bianco.
faceva giustamente notare il Giangi che quella montagna là in realtà è il Monte Bianco e noi l'altro giorno ci siamo andati. E se pensate che almeno qui sia andato tutto liscio, beh, vi sbagliate perché siamo stati in grado di metterci nei guai lo stesso. Raga, troppa neve, qui la strada è interrotta, è tutto un continuo di sali-scendi che non è neanche quello il problema, è che se scivoli giù lì ti fai un gran male. Quindi ora l'idea è quella di scendere qua, attraversare la valle nell'erba e andare a prendere la strada dall'altra parte, e così siamo più in sicurezza. Una volta tornati non mi sentivo ancora abbastanza sazio di paesaggi, volevo scoprire ancora un po' di posti, per cui mi sono fiondato a fare per la prima volta la strada del Ponale sul lago di Garda. E tra l'altro mi sono reso conto proprio qui di quante cose belle ci siano vicino a dove si abita, e spesso si va in cerca di posti lontanissimi, mete sconosciute, quando in realtà si salta a piedi pari tutto quello che si ha intorno. Di nuovo, no, sul dritto. E dopo un periodo in cui mi sono allenato al meglio e mi sono divertito, beh, mi sento super carico. Arriva settembre e quindi è anche il momento di tornare dietro i nastri di partenza. Non mi dilungherò molto sull'accaduto perché ho già spiegato tutto in un video dedicato, e se siete interessati all'argomento andate a vedervelo. Ho cercato di mantenere sempre la positività, anche se effettivamente qui la paura è stata tanta. Però ecco, in questo momento è successa proprio una cosa curiosa. Questa pausa forzata mi ha in primis obbligato a stare fermo e poi successivamente a vivere il ciclismo in modo più spensierato, pensando di più a divertirmi e meno alla performance, alla prestazione. Sono quindi stato all'Italian Bike Festival, la fiera di bici più grande d'Italia e che tra l'altro vi consiglio di andare a visitare perché merita tantissimo, dove ho avuto la possibilità di girare in un circuito e provare tra l'altro una bici che ho scoperto essere al 100% di legno. Ho fatto poi un giro attraversando l'altipiano di Asiago e percorrendo una delle ciclabili più belle d'Italia. Ci siamo infilati nella ciclabile della Val Sugana, qui almeno... Piccola nota da fare: per arrivare fino a qua generalmente nelle ciclabili ci si rompe le scatole, invece questa qua è bellissima, tutta una curva, tutto un sali e scendi, consiglio telescopico. Ma la mia gravel ve la ricordate? Sì, avevo preso una bici entry lever, una Speedster Gravel 20 di Scott, proprio con l'obiettivo di capire se poteva essere un'attività compatibile con me. E pur piacendomi molto, alla fine l'ho venduta un po' a malincuore perché era veramente una bici economica e con dei limiti che non mi portavano a godermi appieno le pedalate. Bene, sapete quando l'ho venduta cosa è successo? Solo eventi gravel. Non mi ha mai cagato nessuno
in questo mondo, ma da quando l'ho venduta mi hanno invitato dappertutto. E non che mi dispiace, anzi, cioè mi fa molto piacere, però veramente sembra uno scherzo. Vabbè, ma torniamo a noi. Una delle attività che ho iniziato a fare in questo periodo di stop è stata proprio iniziare a correre. Ma aspetta un attimo, perché in questo periodo tra l'altro tutto è tornato alla normalità a livello fisico, giusto? Eh sì, è quel fuoco che sentivo dentro per le competizioni, per le gare, che era ormai diventato un mucchietto di bracci. Ecco, quando ho ricevuto questa notizia che tutto era tornato alla normalità, è come se ci avessero buttato sopra un litro di benzina. Quindi, preparati bici e camper, sono volato a Meduna di Livenza con la stessa voglia di pedalare che avevo quando stavo tra i banchi di scuola e guardavo fuori dalla finestra. La partenza sarà nei prossimi 15 secondi. Via, si parte, devo cercare di recuperare più posizioni possibili perché essendo 2 mesi che non corro parto in ultima fila. Qui però sono già tutti in fila indiana e quindi possiamo sgasare un pochino, recuperare più posizioni possibili. Vediamo all'esterno, per fortuna non stanno neanche tirando più di tanto, però no, ci accodiamo. All'inizio di queste gare la tensione è altissima, così come lo deve essere anche l'attenzione, e come vedete tutti vogliono stare davanti perché chiaramente si fa meno fatica. E com'è andata? Beh, bisogna essere onesti con se stessi. Il livello non era alto, ma sinceramente non mi interessava. Le uniche cose che volevo erano vedere un fottuto numero su quel manubrio e sentire delle buone sensazioni. Nient'altro. Vuoi per un motivo o per un altro, è stata la gara in cui mi sono sentito meglio quest'anno. Le gambe giravano alla perfezione, il cuore spingeva come non mai e grinta ne avevo da vendere. Questa stagione ormai è finita, ma siamo solo all'inizio.